il 2025 con 2 sconfitte, in comune hanno la stessa posizione di classifica, gli stessi punti, 13, hanno nuovo stessa grinta ed oggi l'occasione per partire con il piede giusto. Miti Vigoreal con Udino Baggio per Roploz. Tommaso Meneghello, Marchese, spazio, serve ancora il 22, Meneghello punta, se la sposta sul destro, incrocia. Marchese insiste, va via con forza, poi punta Otero, non lo passa, il capitano riprende palla, allarga, Cardellicchio di fronte al portiere. Secchieri, pressato da 2 maglie rosa, fa un dribbling di troppo, quindi Buriola la porta via, Buriola ne salta uno, Buriola incrocia, ci mette la mano, Venese, il Messia, contromovimento di Secchieri, non si intendono i due, quindi può ripartire il Vigoreal con Marson con Latuzzo. Guido Secchieri lascia la responsabilità della ripartenza El Messia e poi si allarga a sinistra, porta palla al 6, servito proprio il 10, controllo, cerca il tapin dentro, Vito dietro direttamente il 22 del Crescenzo, poi va a destra da Cardellicchio, Cardellicchio carica il sinistro che rimbalza e sul tapin è lì nel posto giusto al momento giusto il capitano Alexis Otero a fare 1-0 Miti Vicinalis. Marchese vuole l'1-2 con Zanatta, poi vince il rimpallo, Marchese ci mette il piede De Crescenzo, in mano per il 22 Tommaso Meneghello, fuori c'è anche l'altro Meneghello, il capitano Mattia, proprio lui, il controllo dell'8, la palla dentro De Crescenzo, Cescon non ci arriva, poi c'è il sandwich, Zanatta bloccato da 2, alla fine arriva il fischio, Zanatta la rincorsa del 7, proprio lui che si è guadagnato questo rigore, parte Zanatta, un bacio alla traversa e palla in porta, 1-1, si torna in parità al Palasport di Vazzola, la firma del numero 7 Matteo Zanatta. De Crescenzo lungo il lancio ancora con questa soluzione, cercare Cardellicchio il controllo, arriva Buriola addosso a Collatuzzo, poi in 2 tempi trattiene il pallone il portiere del Vigoreal, anche lui a sua volta a servire con il lancio lungo, Marchese dall'altra parte, Meneghello, l'uscita di De Crescenzo, Marchese si accentra più basso, cerca il compagno dall'altra parte, ma interviene Otero di fronte a Collatuzzo, non sbaglia, doppietta del capitano e di nuovo in vantaggio il Miti Vicinalis con il suo capitano che recupera palla a centrocampo e poi la mette a fil di palo. E io vi ricordo che come sempre grazie a Roploz avete la possibilità di condividere nei social le vostre migliori azioni, gli highlights delle vostre giocate preferite. Trovate tutte le informazioni come sempre nel link in descrizione. Otero fa partire basso che poi incrocia vicino al palo, braccia con Buriola. Arriva anche Otero, al centro è solo Zanatta di fronte a De Crescenzo, appoggio per Capitan Meneghello, palo! Meneghello, cucchiaia a cercare il Messia che può andare al volo, il controllo, ci prova con il destro, Meneghello lo aspetta Marson, lo punta al 22, una finta, può andare sul suo mancino e trova proprio Secchieri su De Crescenzo, sempre con questo lancio preciso, ancora una volta è scavalcato l'ultimo uomo. Otero, laterale, Cardellicchio, non ci arriva Marchese, Cardellicchio, Baldassar! A palla arretrata, Baldassar ha il tempo di stoppare e chiudere a rete, anticipa i tempi con la punta, fa 3-1, che va largo in spaccata, riparte subito il Vigoreal, tunnel di Meneghello che si accende, ripartenza, Meneghello d'esterno a servire Secchieri, Real che si affida spesso ai guizzi del 22, palla al piede adesso Meneghello, Otero allarga da Marson, il Messia lo brucia Marson, grandissima giocata del numero 23 Michele Marson che vale 4-1 Miti Vicinalis. Marchese, il Messia cerca Zanatta, mette fuori Cardellicchio, ancora al 9 con il destro deviato da Alexis Otero, che beffa messa De Crescenzo, accorcia il Vigoreal. Buriola, Otero, cucchiaia per Basso che la domestica resiste, poi manda in porta Buriola da solo, al limite dell'area Buriola non sbaglia, la piazza, lieve tocco di Cristian Collatuzzo che non basta però a deviare la palla fuori dallo specchio della porta e quindi 5-2 Miti Vicinalis. Cescon che prolunga, Rocco Cardellicchio può andare verso la porta ma suona la sirena e si vede quindi annullare il possibile gol del 6-2 e la soddisfazione personale per Rocco Cardellicchio, soddisfazione però grande per tutta la squadra del Miti Vicinalis che al Palasport di Vazzola in casa batte e vince per 5-2 il Vigoreal e conquista 3 punti importanti.